Amici di Sportisti, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso qui per commentarvi l'11ª giornata del campionato di eccellenza che vede scendere in campo Accademia Trapani e Don Carlo Misilmeri. Le due squadre sono già in campo, come potete benissimo vedere nei nostri teleschermi. Maglietta rossa e bianca, biancorossa dunque per il Don Carlo Misilmeri, invece completo in maglia verde e nera per l'Accademia Trapani, una gara che si prospetta sicuramente molto interessante per le tante informazioni che questa partita può dare. Chiaramente tutto sempre rivolto verso la classifica che noi subito vediamo in questo momento, perché la formazione di casa al momento si trova al 12° posto con 10 punti in campionato, 12 gol fatti, 3 in più invece quelli subiti, dunque 15. D'altra parte invece Don Carlo Misilmeri decisamente meglio, secondo posto, un andamento da formazione che punta sicuramente alle zone più alte della classifica, al vertice potremmo dire, con 21 punti collezionati, con 19 gol fatti e 8 subiti. Proprio questi 8 gol subiti li posiziona tra le migliori difese di questo campionato, ma invece ci soffermiamo ancora di più su quelli che sono i gol fatti, perché è il secondo miglior attacco di questo campionato. Nel frattempo entrambe le formazioni arrivano a questa sfida con una boccata d'ossigeno abbastanza positiva, perché sono arrivate 2 vittorie rispettivamente. L'Accademia Trapani ha vinto in trasferta una grande sfida, uno scontro salvezza contro il Lascari Cefalù, risultato di 1-4, dove il man of the match, e neanche a dirlo il capitano Secan. D'altra parte invece Don Carlo Misilmeri ha vinto 3-1 in casa contro la Parmonval. Insomma, una partita anche lì abbastanza rognosa, potremmo anche dire, visto il gioco della formazione bianco-blu, che però ha comunque sorriso al Don Carlo Misilmeri. Nel frattempo le due squadre sono già in campo con il primo tocco che sarà dunque dei padroni di casa, con il numero 7 Giorgio Bongiorno, classe 2007, che finalmente farà iniziare questo match. Inizia anche la sfida dunque con il primo tocco verso la zona difensiva da parte dell'Accademia Trapani, che cerca subito un rilancio. Costantino molto attento, rinvia senza pensarci due volte, riccioli di testa, poi Benivegna allontana, salta anche Bongiorno, palla che sta per arrivare verso Secan, anticipo di Romano. Secan prova la sponda, Mendola in anticipo, poi la scivolata piuttosto energica di Imbei, però comunque sul pallone ha iniziato bene il numero 8, l'abbiamo già visto fare una scivolata piuttosto importante in quella zona di campo. Ricordiamo come Mister Napoli schieri i suoi ragazzi con ormai il consueto 3-5-2, e dunque la posizione di Imbè potrebbe essere abbastanza importante per dare fastidio. Intanto Barraco, Benivegna, palla poi in verticale, cercare sempre la velocità di Barraco. Costantino con tanta esperienza riesce a mettere fuori, ha provato anche in realtà a fare toccare per ultimo il pallone proprio al numero 11, classe 2005, ma non c'è riuscito. Dicevamo dunque la posizione di Imbie potrebbe essere abbastanza importante, perché da quel lato Mister Napoli schiera un giocatore come Luigi Mendola, che dopo il gol contro il Partinico Nicodoce si è sbloccato, è andato in gol anche nell'ultimo incontro affrontando la Parmonval insieme alla Vardiera e Gambino in quel caso, e di conseguenza potrebbe essere sicuramente un ruolo piuttosto importante, centrale nello scacchiere di Mister Napoli. Poi nel frattempo ha provato una conclusione quasi verso la porta, in questo caso De Castro, classe 2000, lui e Jargiù sono i due centrali scelti dal tecnico Alberto Amoruso per questa sfida contro Don Carlo Misilmeri, che si ritrova, ricordiamo, al secondo posto. Buongiorno, palla dietro verso Campanella, poi gioco allargato, sovrapposizione, non viene però premiato, qui buono il lavoro invece da parte di Comaki, poi crossa dentro, Secan l'aggancia, poi Costantino la scorta direttamente dalle braccia di Di Salvo, che con questo rinvio cerca di velocizzare ma non ne riesce molto bene. Benivegna invece è molto bravo qui ad anticipare anche la Vardera, lui che solitamente gioca sull'out di destra, assente però Tarantino che solitamente è su quella posizione, e oggi infatti a destra gioca il giovanissimo Messina, classe anche lui 2006, come il compagno non di reparto ma comunque di retroguardia come Di Salvo, che nonostante la sua giovanissima età comunque sta ben figurando, ed è anche suo merito probabilmente se Don Carlo Misilmeri in difesa ha una formazione piuttosto rocciosa. Costantino dopo il passaggio indietro di Muzzo, pallone cercato
da Capozzucchi, poi Tripoli lotta col fisico, ma la meglio Campanella che fa valere i tanti centimetri a sua disposizione. Poi Musso, scivolata dietro di Buongiorno, ottima in questo caso perché gli ha dato fastidio. Musso chiedeva un intervento irregolare non da parte del direttore di gara, ricordiamo già Terna con il signor Davide Zamagna di Saronno, poi il signor Termini come assistente 1, assistente 2 invece il signor Francesco Casisa, quest'ultimi di Palermo. Andrà a Mendola con le mani, Musso ci avvicina lui Romano, viene infatti servito in questo istante. Al momento in questi primi 3 minuti pochi palloni verso il capitano Cerniglia. Di Salvo sulla pressione di Seikan, Cosentino, rilancio lungo a cercare la velocità di Ricciolli, in anticipo Jargiu, però questo è uno scontro che probabilmente vedremo quasi tutta la partita, Ricciolli contro Jargiu, anche se in questo momento viene marcato da De Castro. Dall'altra parte invece Seikan e Cosentino daranno probabilmente battaglia e ci delizieranno con quelle che sono le proprie giocate migliori, ovvero l'esperienza, il fisico di Cosentino, dall'altra parte invece la velocità e la bravura sotto porta di Seikan. Buongiorno, Barracco cerca con una volée di aprire verso i compagni, c'è però Capozzucchi che torna dietro da Cosentino, rilancio lungo, Benivegna che è ottimo di testa a chiudere, poi Mister Napoli si istituisce ai raccattapalle per velocizzare, non vuole perdere alcun tipo di tempo. Musso, rilancio sul secondo palo, esce molto attento Mistretta, che anche il vice capitano di questa formazione nonostante sia soltanto un classe 2003, dunque 21 anni. De Castro, poi Iannizzo e ancora De Castro, adesso si va da Jargiu, chiamato in causa Mistretta sulla pressione timida da parte di Silvestre Tripoli. De Castro cerca il rilancio lungo, testa prova a deviarla ma non ci riesce Comacchi, poi col petto ci ha provato Buongiorno, Seikan se la stava portando, Iannizzo allarga verso Comacchi, la tiene comunque lì e Messina è molto bravo in questo caso a non fare passare questo pallone. Poi palla si è grande aggancio di Campanella qui a gioco fermo e qui anche la fisicità di Campanella potrebbe essere una chiave di lettura di questo match, perché i suoi inserimenti, anche se in questo momento lo vediamo molto indietro, potrebbero dare fastidio soprattutto in zona aerea. Presumiamo di fatti una marcatura stretta da parte di Cosentino, che è il giocatore sicuramente più strutturato da quella parte, però bisogna anche guardare un giocatore come Seikan, dunque le marcature non sono facilissime. Palla sulle sinistra con Iannizzo che cerca il secondo palo, trova Barracco, la mette giù dopo un pizzico di fortuna, poi tocco con il braccio ed è calcio di rigore per l'Accademia Trapani. Vediamo chi batte, la soluzione sembra abbastanza semplice, Seikan, subito il pallone è stato dato al capitano. Un'ottima azione da parte della squadra di casa che ha messo questo pallone interessante dentro. Poi Barracco ha cercato in primo momento di rimetterlo subito al centro, poi in realtà la stoppata e un braccio troppo largo invece da parte di Musso ha permesso al direttore di gara di fischiare il calcio di rigore. Dopo 6 minuti si può subito sbloccare questa partita. Vediamo come batte Seikan. Battuta larga, va Seikan, la tocca di Salvo ma non basta ed è vantaggio Accademia Trapani dopo nemmeno 7 minuti di partita. 1-0, segna chi se non lui, il capitano Seikan. Un ottimo inizio quello dell'Accademia Trapani che sblocca questo risultato contro la più quotata Misilmeri, giocando comunque e impattando benissimo questa partita. Molto felice mister Amoroso qui, che adesso sta parlando con Barracco, che è stato lui a procurarsi questo calcio di rigore, diciamo un pizzico fortunato sul controllo, perché aveva messo in mezzo questa palla, poi bisogna anche cercarsela la fortuna, e qui è stata di stampo nero-verde. Barracco ancora una volta, buona giocata, cerca il centro, trova adesso il tocco da parte di Comacchi, finta di corpo, Romano si gira, ma c'è comunque a toccarla forse con il tacco. Tripoli verso la Vardera, vediamo se va sulla sinistra, lo sprint, poi Campanella, dicevamo Campanella con i suoi centimetri potrebbe dare tanta
tanto fastidio alla formazione biancorossa, ed effettivamente qui sul raddoppio ha aiutato tanto Benivegna, che sicuramente è un giocatore molto rapido, però forse sul fisico potrebbe soffrire un po' la Vardera, che ha tanta grinta. Calcio d'angolo, la Vardera di testa allontana Jargiu, va anche giù, ma si continua. Poi Secan stava andando anche a pressare Mister Napoli quasi. La Vardera sempre con le mani, si avvicina a Muzzo, Cernia invece fa segno di aspettare, forse vuole infilarsi dentro l'area di rigore. La Vardera crossa dentro, Giorgio di testa, ottimo il suo rilancio, poi il velo di Mendola, geniale. La Vardera va sul destro, può calciare, deviazione, palla che rimane lì e viene allontanata, poi Tambie, palla lunga con Secane che sta inseguendo il pallone, ma Cosentino dopo qualche rimbalzo, forse di troppo, allontana. Muzzo, poi Imbie, palla che non viene toccata da nessuno. Mendola col mancino, mette giù, pulitissimo nella sua uscita alla pressione. Adesso Tripoli sulla profondità fa rientrare contro Giorgiu. Forse c'è un tocco con il braccio, ma non c'è nulla per diritto di gara. Mendola sul mancino, traversone dentro, traversa, e poi conclusione di Messina, divorata, ma adesso è stata veramente vicinissima al gol a Don Carlo Misilmeri, questa deviazione provata da Tripoli dovrebbe essere, e poi Messina sicuramente poteva fare tanto di più. Insomma, in questi primi 10 minuti di gioco non ci stiamo sicuramente annoiando. Un gol e una traversa, insomma, una gran bella partita. Si riparte dunque dal basso con Mistretta che fa cenno ai suoi di alzare il baricentro. De Castro infatti si alza, era rimasto un po' più in giù insieme a Jargiu. Benivegna adesso sale insieme a Iannizzo sulle fasce. Campanella invece fa da schermo, ricordiamo. Mbie, Buongiorno, cerca di testa il pallone, poi la spalletta di Cosentino. Pallone dito di Benivegna molto velenoso, Mistretta senza alcun tipo di problema allontana. Cernia, Ambie recupera l'ennesimo pallone, Secan che è partita da parte del capitano, prova ad autolanciarsi con questo pallone teso su Komaki e sul sinistro rientra, la controlla con il destro, gancio vellutato. Komaki prova a crossare, lo fa adesso, trova però il piede e poi Campanella cerca di controllare questo pallone, un rimbalzo poi non ne favorisce Capozzucchi con Komaki che torna dietro sul compagno, ma c'è una deviazione. Mbie, Campanella, Jargiu, palla in verticale, anticipato nettamente da Muzzo. Mendola cerca la velocità di Ricciulli, però chiuso da De Castro. Al momento Gomez Ricciulli, il giocatore classe 99, probabilmente il più pericoloso della formazione di Mister Napoli, non è stato molto cercato in questi primi 11 di gioco, ma chiaramente grande merito anche della difesa con De Castro e Jargiu che per ora sembrano perfetti, insieme chiaramente a Ambie e a Campanella che da schermo stanno chiudendo praticamente tutti gli spazi, e di fatti Campanella ci risponde proprio in questo modo. Benivegna, palazzata al campanile, Cosentino come un flipper allontana, ancora Benivegna, questa volta meglio, Mendola di testa, poi la Vardera va giù, calcio di punizione. Del calcio di punizione, vediamo come batterà, forse lo stesso la Vardera, ma anche Romano si è avvicinato. Mendola invece lo vediamo piuttosto largo, però Mendola solitamente è anche bravo nel gioco aereo e di conseguenza, infatti adesso sta andando al centro, immaginavamo che uno come Mendola non potesse stare troppo largo lì, è sicuramente più pericoloso dentro l'area di rigore. Nel frattempo calcio di punizione, batte Romano con il mancino. Romano battuta sul primo, palla deviata, rimane sempre lì allontana invece Campanella, perfetto. Poi Komaki, c'è stata anche una trattenuta di Messina, qui rischia anche il cartellino giallo in realtà, perché era una ripartenza, non per il direttore di gara che invece lo ha forse un po' graziato in questo caso. De Castro, passaggio non pulitissimo. Benivegna, c'è Jargiu vicino a lui, ma il 2 preferisce andare lungo verso Secan. C'è però Komaki, Secan adesso la tocca, pressato, Komaki può calciare, ci pensa, poi va sul sinistro, apre benissimo per la conclusione, poi di Salvopara, grande azione per Iannizio, poi Komaki ancora, Cernia mette una pezza, poi in deviazione
così un flipper dentro la di rigore con Di Salvo che con il petto la mette in calcio d'angolo, ma che bella partita dopo 13 minuti. Azione importantissima per il raddoppio di casa con Komaki che poteva sicuramente calciare decisamente prima, poi ha deciso di passare il pallone, ha fatto forse la giocata ancora più bella, ma Iannizio ha sparato addosso a Di Salvo e dunque nulla da fare, sempre 1-0. Calcio d'angolo di testa Campanella, c'è una spinta da parte proprio del numero 4 ed è calcio di punizione, fallo in attacco. Dicevamo infatti come questi inserimenti potrebbero essere velenosi per la Don Carlo Misilmeri, che infatti si trova sotto nel risultato 1-0. Qui sentite probabilmente Mister Napoli che parla tanto con i suoi ragazzi. Ciacciù di testa non è pulitissimo nel suo stacco, la sua elevazione. Sulla palla, su chi batte, ma sei 1-1, stai lì. Guarda la palla! La Vardera va a lungo, Giargiù la svirgola, poi in B allontana, in spaccata. Poi Secan cerca di prendere questo pallone con un pizzico di sfortuna non riesce. Capozzucchi allunga, Benivegna tocca l'ennesimo pallone, Mendola di testa, bravo qui, senza far passare secondi a scaricare il pallone. La Vardera finta contro finta, destro-sinistro si appoggia, Mendola va sul mancino, va giù, fallo di Campanella. Piuttosto netto, vi ho sentito anche. Poi Mendola dice qualcosa al mister Napoli, ma non abbiamo captato però ciò che ha detto. E dunque calcio di punizione con Romano che guarda i compagni, però c'è anche la Vardera e forse la soluzione sarà proprio quella del 10 che infatti rimane solo in battuta. La Vardera crossa dentro ancora una volta Campanella, super di testa, poi in via, allontana come può, palla che però va in rimessa laterale, non è un calcio d'angolo, però può essere battuto un po' come tale. Nel tempo si è perso un pallone il secondo oggi. La Vardera di testa, palla che rimane lì, poi Ricciulli con il mancino ci ha provato. Dunque sarà rimessa dal fondo con Mistretta. De Castro esce lui, palla al piede. Vediamo che soluzione troverà, forse la peggiore perché ha fatto un dribbling su Ricciolli. Adesso riesce però a uscirne benissimo con il pallone deviato anche da Capitan Cerniglia e dunque rimessa laterale per l'Accademia Trapani. Ricordiamo per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili 1-0 con il gol di Secan sul calcio di rigore. A tempo mister Napoli dice a Tripoli di non schiacciarsi troppo lì e dunque probabilmente dare anche manforte al centrocampo, perché se c'è un reparto in cui l'Accademia Trapani al momento sta dominando è proprio il centrocampo, perché Campanella e NBA sembrano oggi essere indemoniati su tutti i palloni, un po' in ombra invece il giovane Buongiorno, ma gioca solitamente dietro le punte, quindi forse per questo. Secan, c'è il taglio da parte di compagni, ci arriva forse Komaki, scivolata, poi prende Capozzucchi forse sì, poi si è rialzato, sarà comunque rimessa al fondo. Andrà Di Salvo dunque. E sta Benivegna molto attento qui sulla Vardera.
Muzzo, ottimo qui Campanella, testa Romano che salta in cielo per prendere questo pallone, poi con il mancino cerca una volée verso Tripoli, c'è in vantaggio Jargiu che infatti mette la palla addirittura fuori dal campo. Fa la Vardera con le mani, cerca la battuta lunga, testa lunga a Mendola, palla campanile, c'è Cernia che potrebbe calciare, poi proprio un dribbling, ci dice su Iannizzo, forse anche l'ultimo tocco da parte del terzino, e infatti è proprio così. Dunque calcio d'angolo per Don Carlo Misilmeri, con Romano e il suo mancino che pescheranno in mezzo. Va dentro, palla che rimane lì di Mistretta, blocca senza troppi problemi sull'ottima chiusura di De Castro, che poi è arrivato ad anticipare tutti, poi è rimasto giù, nel frattempo Bombier. Nel frattempo Secandi dice qualcosa a mister Amoruso, dice se è il compagno a terra, ma si è rialzato fortunatamente, tutto ok per il numero 8, sta giocando una grande partita come il compagno di reparto Campanella, dicevamo, stanno dominando a centrocampo contro giocatori come Romano, Cerniglia, Mendola, insomma non gli ultimi arrivati in categoria sicuramente. Battuta lunga, cercare Secan, salta tantissimo di testa, tocca poi quel poco che basta verso Comacchi, sbaglia Iannizzo, Ricciolli può partire con la sua tecnica, Tripoli, buono il taglio, tutto regolare, e poi invece no, perché bandierina alzata. Questo per quello che deve fare Ricciolli, ovvero collegare centrocampo e attacco. Dunque calcio di punizione per il fuorigioco degli ospiti, con De Castro si appoggia da Campanella, palla un po' rischiosa perché c'era Tripoli vicinissimo, Mistretta, Jargiu, ancora Mistretta. De Castro prova la cosa lunga, Secani di testa prende anche questa, poi l'anticipo di Capozzucchi prima che la pallone possa arrivare su Comacchi, poi sfida tra Cerniglia e Mbie con l'intervento irregolare da parte dell'8 però nero-verde, e dunque calcio di punizione. E forse c'è anche bisogno di un intervento da parte dello staff medico, perché Evitiamoli questi occhi, calma, gioca. Cerniglia è rimasto giù. Questa seconda palla, ci giri dietro, ci vai avanti. Qui l'ingresso, a parte, se non sbagliamo, di Adelfio dovrebbe essere. Gioco momentaneamente fermo dopo 21 minuti. Una gara piuttosto interessante con una rete ma anche tante occasioni da commentare. Protagonisti i portieri, ma anche forse i Legni. Ci riferiamo soprattutto alla deviazione di Tripoli. Poi Messina invece ha sprecato tutto calciando in alto. Ma dall'altra parte sicuramente Di Salvo ha fatto una grande parata sull'azione di Comacchi, che aveva chiamato al tiro Iannizzo, che però ha calciato praticamente sopra il portiere, su un'azione che poi continuando è diventato anche un flipper con un calcio d'angolo. Si ritorna in campo dunque dopo qualche secondo di pausa con Capozzucchi, Cosentino, Muzzo, palla verso la Vardera, Benivegna fa un grande lavoro, poi la Vardera esce fuori benissimo, in mezzo a 3 addirittura, poi 4 del calcio munizione. E qua il direttore gara dice alla prossima che allontana il pallone sarà ammonito. Romano, pallone lungo, Messina la controlla non perfettamente, e qui forse stava anche per commettere fallo, poi si tocca il viso, forse un colpo ricevuto. Secanne avanza, può puntare l'uomo, Secanne, doppio passo, Secanne a rimorchio per Mbie che calcia! Ed è doppietta di 2-0 per l'Accademia Trapani. Gol e assist per Secanne, adesso segna anche Mbie
con questo piattone sul palo lontano. E sorride mister Amoruso. Sicuramente non potremmo dire lo stesso di mister Napoli, che ha preso questo gol su un rilancio di Romano non controllato bene da Messina, che è anche rimasto giù probabilmente per un colpo, ma forse nel modo di contrastare. Secan poi ha fatto tutto correttamente, doppio passo e quel pallone lì messo a rimorchio, messo con i giri giusti. Mbie ha fatto sicuramente un grande gol, però Secan va dato grandissimo merito. Ed è una prestazione super da parte dell'Accademia Trapani, che è meritatamente in vantaggio di 2-0 contro il Misilmeri, che però ancora non si è acceso, non ha messo tasto on nella propria partita. Adesso mi stretta a caricare anche i compagni, dice giocare con la testa e continuare così. Adesso si è rialzato Messina, tutto ok. Cerniglia subito dalle parti di Romano, Muzzo, Cosentino, Capozzucchi non preciso, Iannizzo, poi Mbie va anche giù sul contrasto con Cerniglia, tutto ok però. Mettiamoci bene. De Castro, poi Mendola, testa con Benivegna, ancora una volta Mendola l'alza per Tripoli che può calciare, calcia decisamente male, poteva fare sicuramente di più qui. Tripoli ha avuto l'occasione per entrare in partita, l'ha sprecata e mi sembra. Oh dai, non partiamo la testa, dai! Non c'era mai capitato, ma questo è un banco di prova importante, dai! Nel frattempo si riscalda Giuseppe Aiello, maglia numero 19 del Misilmeri. Forse il primo cambio per mister Napoli, vediamo se subentrerà a momenti o meno. Comacchi, buona giocata, Messina, non c'è nulla, sembrava forse potesse esserci qualcosa. Muzzo per la Vardera, buona giocata, poi cerca il taglio al centro, Ricciulli salta, De Castro però più in alto di lui. Poi Iannizzo allontana come può, Comacchi mette giù, Messina ancora una volta molto bene. Cerniglia, ecco il capitano biancorosso, viene sradicato, va giù, ma ancora una volta è tutto ok, un gioco che non si ferma molto, non è molto segmentato, anzi, il direttore di gara fa giocare tanto il signor Zamagna, ricordiamo. Ne rimessa con le mani, Iannizzo chiede ai compagni di avvicinarsi, si avvicina a Campanella, si avvicina anche Mbie, si fa però dall'otto, che sbaglia il retropassaggio. Tripoli si accontenta di un calcio d'angolo e mister Amoruso non contento perché dice perché regalare un calcio d'angolo così, effettivamente calcio piazzato in cui il Don Carlo Misimeri sappiamo possa fare tanto male, perché salgono gente come Cosentino, Mendola. Va Romano, corner dentro, Cosentino salta ma buca l'intervento, buca anche, anzi no, la tocca forse De Castro, vediamo, e invece no, perché l'ultimo tocco è proprio di Romano, dunque non ha toccata nessuno all'interno della rigore. E dunque poi Benivegna viene invitato da parte del signor Zamagno di velocizzare un po'. Entrambi stretta, quindi questa rimessa dal fondo, salgono un po' tutti. Va molto lungo il portiere, cercare Secan, trova di testa però Capozzucchi, cerca di girarsi, buongiorno, buona giocata, alza anche la sfera, c'è Barraco, la Vardera la controlla, poi con un colpo andrà Muzzo dietro verso Cosentino, si allarga ancora il 6 Muzzo, ma Cosentino va dall'altra parte. Cerniglia, palla lunga, di testa sovrastato Ricciulli,
poi Romano, Cosentino. Avanza il 21 ex Palermo Primavera, poi Messina, taglio centrale, ne salta 2, poi va giù. Questa volta è calcio di punizione. Vediamo se c'è anche un giallo, sì. Giallo per Iannizzo, dunque ha commesso fallo su Messina, aveva fatto un buon dribbling il primo, poi anche il secondo, riuscendo a scaricare il pallone sui compagni e di conseguenza calcio di punizione piuttosto importante. Nel frattempo è rimasto giù un Bie, però questa sicuramente non è una notizia positiva, che sta giocando una grande partita. Un gol, ma parlare solo del gol è riduttivo. Ha recuperato tanti palloni, fatto da schermo insieme a Campanella in un centrocampo che al momento è perfetto. Vediamo se si rialza. Minuto 29 di gioco nel frattempo. Ancora c'è veramente tantissimo. Siamo a un terzo di gara, ne mancano ancora 2. Chiaramente. Vediamo chi batte, perché la Vardera potrebbe essere una soluzione. Infatti si sta sistemando i calzettoni. C'è anche Mendola, Romano, quest'ultimo col sinistro. Poi Napoli, mister Napoli qui direi che i giocatori forse di infilarsi in totale di rigore. La Vardera ha contato i passi, dunque crediamo che possa cercare la porta. Vediamo da lì. Va la Vardera dritto sulla barriera, poi allontana come può Barracco. Palla che si impenna, Cosentino, anzi Muzzo, che si infuria col compagno, che dice l'ho chiamata. Campanella va lontanissimo, palla che rimbalza, la insegue, poi testa all'indietro qui con qualità Capozzucchi. Romano, Muzzo la controlla bene con il sinistro, però il passaggio non è dei migliori, palla fuori, rimessa laterale. Benivegna, andrà lui con le mani, si avvicina a Buongiorno, lascia lì, poi palla allontanata, cercare la velocità come sempre di Secan. Costantino in anticipo, ma Di Salvo l'aveva anche nettamente chiamata. Adesso un po' di confusione per i Misilmeri. Mendola, Campanella ancora una volta supera. Arbitro, si portano via i palloni. Mendola, Tripoli, poi Reciolle, scontro con Nembie, tutto ok. Iannizzo cerca Messina, ma l'ultimo tocco è proprio delle nero-verde, dunque rimessa tra le zone offensiva per il Misilmeri. Cerniglia la controlla con il petto, però è rimessa laterale, dovrebbe essere. Anzi no, è calcio di punizione. Calcio di punizione, quindi. Quanti ne vuoi, Quanti ne vuoi? Ciccio, quanti ne vuoi? Non si può staccare. Le spalle! Andrà Romano, battuta come sempre con il mancino, Mistretta. Sempre molto sicuro il giovane portiere, classe 2003, ricordiamo. C'è largo Benivegna, c'è anche Giorgiù, si va però dalle parti di De Castro. Iannizzo, anzi Campanella, questa insolita posizione di laterale mancino. Adesso tornerà probabilmente in posizione. Mistretta cerca il rilancio lungo verso Secan, testa anche di Capozzucchi, poi mette giù Cerniglia, palla alzata a campanile, Ricciulli, anticipo da parte di De Castro, poi Imbie mette giù Campanella, Imbie, Comacchi di prima molto bene, qui esce perfettamente alla pressione, ma si dimentica il pallone con Mendola che lo anticipa. La Vardera di prima, Tripoli, adesso c'è il taglio di La Vardera, lo cerca, lo trova però con un super charge, controllo
elegante di Barraco che prova il taglio verso Secan. Costantino allunga questo pallone e non ci arriva il capitano, maglia numero 19, Secan. Ma questa era una bella idea da parte di Barraco, perché con il mancino aveva trovato il modo di servire il compagno, ma forse non ha fatto i conti con Costantino, che invece come posizionamento lo conosciamo molto bene. È difficile che sbagli. Poi giù Campanella. Oh, palla a terra, non alta. La prenderai Minuto mai. 33 di gioco. Vai. La palla a terra. Campanella guadagna qualche secondo e poi va lungo. Cerca il taglio di Barraco che può arrivare, ma è arrivato in anticipo Muzzo, che anche è stato molto bravo a non toccare questo pallone, a farlo uscire poi sul fondo. Costantino. Cerni esce bene dalla pressione qui nero-verde, invita al possesso Mendola, Lavardera, buono l'aggancio, può avanzare il 10, finta e controfinta, va sul mancino, poi con l'esterno si appoggia su Mendola che può crossare, fa adesso in mezzo, la tocca Giargiù e poi calcio di rigore per il Don Carlo Misilmeri, il secondo di questa partita. Vediamo chi batte adesso. Dovrebbe averla toccata con il braccio il Giargiù, forse nel modo di andare giù. Un po' sfortunato qui il difensore numero 5. E dal dischetto effettivamente dicevamo chi potrebbe andare, ma in realtà la risposta la conoscevamo bene. Stefano Cernia, il capitano, chi se non lui è dato in gol contro il Partinico d'Ace proprio sul calcio di rigore in casa. Lui che è uno specialista contro Mistretta, vediamo come si comporta il portiere, che fermo si muove un po' sulle gambe per dare fastidio al suo avversario. Il fischio, Cernia, Passettini, poi calcia e va in porta ed è 2-1, la riaperta Don Carlo Misilmeri. Chi se non il capitano Cernia, che risponde all'altro capitano che è Secan, facendo il 2-1. Rigore forse non bellissimo dal punto di vista estetico, perché Mistretta l'aveva sia intuito che quasi preso, perché in realtà è passato praticamente in quella zona d'ombra in cui tutti i portieri chiaramente, che che ci ascoltano sapranno di cosa stiamo parlando, quella zona in cui è un po' difficile prendere il pallone perché è praticamente all'altezza del fianco, quindi si va giù ma non si prende il pallone. Quindi rigore non perfetto di Cernia, ma comunque efficace, che fa 2-1. Costantino con la spalla nuovamente, c'è la seconda, Mendola, poi forse Cernia si aiuta un po' con il braccio, ma si continua. Lavardera riceve il pallone, poi il taglio ancora di Mendola, funziona quest'asse, Mendola contro Giorgio, cross ancora dentro, Ricciulli, la sponda, può calciare, vediamo Cernia chiuso dalla muraglia nero-verde con De Castro che allontana come può, poi Cernia va giù un biè, poi va anche la conclusione, non c'è nulla, rimessa dal fondo. Adesso i ritmi si sono nuovamente alzati dopo forse una piccola situazione di stallo negli ultimi 15 minuti. Abbiamo visto invece nuovamente il ritmo alto imposto dal Don Carlo Misilmeri. Iannizzo a lungo per Secani, la controlla, poi lascia lì verso Bongiorno. Secani con il fisico su Romano alla peggio. Cernia, De Castro chiude molto bene, puntuale qui il centrale. Romano alza la testa e alza soprattutto il pallone verso la Lavardera. Benivegna, una grande chiusura di testa da uno scontro che abbiamo visto praticamente per tutti questi 37 minuti. Benivegna contro la Lavardera. Al momento non c'è un vincitore, credo che sia pareggio la sfida tra i due calciatori. Andrà Muzzo con le mani, Muzzo non perfetta, Ricciulli, poi Capozucchi allontana Benivegna, poi Secan non sale troppo, lascia controllare infatti Capozucchi, c'è vicino a lui Costantino. Poi Benivegna con il petto, Barraco non riesce a controllarla. Va Muzzo, Lavardera proprio nel tunnel, Benivegna, palla che passa, poi nasconde il pallone. Lavardera cerca di riconquistarlo, lo fa però in maniera irregolare, fallo su Barraco che nonostante parta solitamente da zone più in attacco, l'abbiamo visto anche tornare dietro e dare una mano lì
Insomma, tutti atteggiamenti che faranno sicuramente piacere al mister. Cosentino, Messina, Cerniglia, alza verso Ricciolli, un po' in ombra il 77, riesce a toccare il pallone ma De Castro lo allontana come Pombier. E poi Messina, dato giù ma si conti a Ricciolli, prova il dribbling e ancora giù Messina. Le spalle! Del calcio di punizione, quindi. Con Romano che batterà come sempre questo calcio di punizione. C'è anche la Vardera vicino, però. E infatti si allontana Romano. Andrà la Vardera a battere, a pescare le torri lì in mezzo. Cosentino sicuramente una di quelle. Va la Vardera, non la tocca nessuno. Però fuori gioco, forse di Ricciolli. Si andrà quindi rimessa dal fondo con Mistretta. Va lungo. Messina di testa salta anche Comacchi. Sarà quindi rimessa con le mani. Iannizzo si avvicina a Buongiorno ma non viene servito. Comacchi va sul fondo, bella la sua giocata sul mancino, poi prova a rientrare con il destro, finta contro finta, gioca benissimo adesso il 10 che cerca un controversone, trova l'opposizione però di Capozzucchi, palla viene allontanata, Ricciolli col tacco, però la palla era già fuori e dunque calcio d'angolo, occasione ancora importante per l'Accademia Trapani che questi ultimi minuti sta in realtà un po' soffrendo contro il Misilmeri, ma è comunque in vantaggio di 2 reti. 2 reti a 1, quindi di una rete di distanza. Anche meritatamente per ciò che abbiamo visto. Crossa dentro con Di Salvo che spizza con le mani. Tripoli è molto rapido, punta la difesa, è sguarnita, sono 2 avversari, veloce Iannizzo però lo è altrettanto. Tripoli va sul fondo, forse si chiude, riesce comunque a crossare verso Messina, testa poi Imbie, la tocca in spaccata, Cerniglia la controlla, c'è per 6 secondi, lui torna dietro. Romano, Cosentino, Muzzo, la Vardera, Benivegna chiude bene, Barraco, ancora la Vardera, recupera il pallone, tutto regolare. Taglio al centro, sbagliato, perché Tripoli e Ricciolli sono rimasti fermi. Ciccio, sempre ventiva dietro. Poi mister Napoli a lodare anche l'azione di Lavardera, l'idea di Lavardera, dicendo i compagni però non hanno seguito. Campanella, adesso vediamo Campanella piuttosto difensivo, quasi come se fosse, diciamo, una difesa a 5 con Giorgiù, Campanella e De Castro, con il 4 che va a fare praticamente il centrale aggiunto. Invece Giorgiù e De Castro che invece si allargano un po'. Barraco non riesce a girarsi bene, petto di Ricciolli, la controlla, lascia lì scivolata, poi via allontana come può. C'è Muzzo in anticipo. Cosentino. Capozzucchi dialoga con Romano, minuto 42, mancano 3 minuti, poi conosceremo anche l'entità del recupero. Muzzo. Capozzucchi, pressione alta di Secanne, Cosentino. Poi Di Salvo allontana anche abbastanza. Pallone lungo, cercare Barraco, testa però di Muzzo, molto bene. Mendola
verso Tripoli, e però in fuorigioco. Ricciolli va a prendere questo pallone, almeno ci prova, con Giorgio che invece fa un'ottima chiusura, poi si scontrano i due, chiede comunque subito scusa. Mancano 2 minuti alla fine del primo tempo, risultato di 2-1, 3 gol, una traversa, non ci stiamo annoiando, anche 2 rigori in mezzo. De Castro, battuta lunga con il mancino, cercare Secan di Stallo, anticipa Capozzucchi, poi però Buongiorno mette questo pallone dalle parti di Barraco che la può controllare, ma se lo punta Barraco destro-sinistro, sceglie il destro, Muzzo in anticipo, Mendola allontana, trova il petto di Lavardera, Benivegna molto alto, cerca di contrastarlo come poi non ci riesce, poi arriva Campanella che allunga e trova con una grande idea Comacchi, poteva forse anche avanzare in realtà il 4. Poi Messina, ed è rimessa dal fondo, dunque non c'è il tocco da parte di Messina. Muzzo, Lavardera di prima al centro verso Tripoli, lascia scorrere questo pallone, poi De Castro, Mbie, Barraco di testa, Romano in anticipo, Cossentino allontana come può con l'esterno, Ricciulli in fuorigioco, Tripoli in posizione regolare però è già dalle parti di Missetta che ci regala anche un aggancio con il petto. ...30 secondi e sono 3 minuti di recupero, dunque si giocherà fino al minuto 48. Poi Muzzo mette fallo su Barraco. Andrà Campanella a battere, ovviamente lungo. Cambio ottimo di gioco per Comacchi, sempre molto largo su quella fascia, cerca il taglio dentro, Buongiorno aggancia, può vedere la porta, poi in via con l'esterno, prende Romano sull'addome, poi Benivegna insegue Lavardera, prova un dribbling, ma non ci è riuscito, però forse qualcuno di troppo si è alzato sulla panchina di casa. Questo quello che dite di gara al tecnico. L'anticipo, Campanella allunga ed alza questo pallone, Romano la tocca quel poco che può, poi tacco di Buongiorno, Mbie mette la palla fuori perché c'è a terra Romano, bel gesto da parte dell'8. Minuto 46, mancano 2 minuti alla fine di questo primo tempo, piuttosto dolorante qui il 4. Mendola restituisce il pallone, una gara piuttosto maschia però anche molto sportiva, contrasti decisi ma sempre con la sportività, quindi questo è quello che ci importa maggiormente. De Castro cerca il rilancio, Mancino cerca Secan, testa Muzzo, si scontrano i due ma tutto ok, Romano adesso si è ripreso, Benivegna, Buongiorno la controlla, va giù, non c'è nulla. Palla lunga, Secan la controlla con il petto, poi il traversone dentro con Di Salvo che con le mani va in presa alta, il rilancio non è dei migliori ma riesce comunque a servire i compagni, ma trova la testa di Giorgiù. Cosentino, Romano, Mendola, adesso molto lunghi, Ricciulli di testa però era in posizione irregolare di fuorigioco, ha avuto 47, manca un minuto, forse qualcosina potrebbe recuperarsi ma vediamo. Campanella sempre molto preciso, trova Barraco, non si punta Muzzo, questa volta sceglie il sinistro e lo salta, cross dentro, Di Salvo direttamente tra le sue braccia e va lungo, questa volta meglio il suo rinvio, Tripoli la mette giù ma Giorgio fa un grande lavoro di fisico. Iannizzo va in avanti a cercare Capitan Secan, Cosentino chiude
in anticipo, campanella di testa, poi Tripoli salta ma non tocca il pallone, Giorgiou lo scorta verso Mistretta e con questa azione termina anche il primo tempo con il risultato di 2-1. Gara veramente molto molto divertente. Noi come sempre vi ricordiamo invece di rimanere qui connessi, perché solo qui sui canali di Sportisseri il secondo tempo della sfida. A dopo. Coach Santino Coppa, esperienza nuova alla Stella Basket Palermo. Intanto partiamo dalle motivazioni che l'hanno convinta ad abbracciare questo progetto. Guarda, le motivazioni sono dettate più all'amicizia e alla stima dei dirigenti della Stella, sia Giacomo il presidente, Giancarlo, Tiziana, insomma ci conosciamo dai tempi in cui io ero qui col Verga, quando abbiamo quei 2 anni e mezzo in cui abbiamo centrato la promozione in A1, e quindi è nata un'amicizia. Nel momento in cui, ma roba di 3 giorni fa, sono venuti a trovarmi a casa mia a Priolo, mi hanno chiesto questa mano d'aiuto, ma soprattutto la loro intenzione di affrontare il basket non più come da un punto di vista dopolavoristico, questo quantomeno sono state le loro parole, ma con un piglio più manageriale e più professionale. Ecco. E chiaramente non mi sono sottratto a questa loro simpatica richiesta per venire qui a Palermo, dove tra l'altro ho tanti amici, ho vissuto oltre questa parentesi col Verga, ho studiato qui all'ISEF ai tempi, insomma Palermo è una città che mi affascina, e oltre mi affascina questo ritorno, ma sommesso direi, non siamo qui per fare proclami, chi mi conosce sa che mi metto sempre con grande disponibilità, con grande umiltà in questo, diciamo, in questo progetto come in altri in tempi passati, e queste sono le motivazioni. Ecco, visto che giustamente non si parla di proclami, parliamo un po' di progetto, di diciamo anche pianificazione in un certo senso. Cosa ci si può aspettare non tanto come risultati, ma quanto proprio come crescita del progetto dalla Stella durante il suo mandato, diciamo così? Non ci diamo delle tempistiche. No, non ci diamo delle tempistiche, anche perché, ripeto, mi sono catapultato qui in un contesto a me sconosciuto, proprio, per cui il nostro, ripeto, è un incontro che mi auguro con la loro progettualità, e soprattutto se riescono a trovare un minimo di mezzi, e con la mia professionalità cercare di far fare un balzo in avanti a una società che ormai vive da tanti anni, ma che, così mi hanno detto i dirigenti, gli amici dirigenti, vorrebbero che un pizzico di professionalità in più, e poi chiaramente dove si può arrivare, dove arriveremo, è innanzitutto presto, ma è anche prematuro, perché chiaramente non si può. Io sono qui per una presa di visione, inizierò a conoscere le ragazze, inizierò ad allenarle, e già domenica, sabato prossimo sarò in panchina, ma ripeto, non c'è nulla da quello che possiamo assicurare, sia io che i dirigenti, è grande disponibilità, grande impegno, grande umiltà da parte mia, che mi calo in una realtà giovane, in una realtà non professionale al momento, per vedere a che punto e quali sono le potenzialità nostre, dico nostre, mi ci metto anch'io, per vedere di riuscire a fare un piccolo salto di qualità. Ecco, per chiudere, facendo un po' un piccolo termometro della situazione, non tanto del basket a Palermo, ma più in generale del basket femminile nella nostra regione. Non stiamo vivendo, per usare un eufemismo, il nostro miglior momento negli ultimi anni. La retrocessione, chiamiamola così, di Ragusa ne è un piccolo esempio.
quali possono essere le ricette o comunque gli ingredienti per far sì che il basket femminile in Sicilia possa rivivere delle stagioni un po' più esaltanti, oltre che come risultati ma anche come presenza sul palcoscenico nazionale? Ecco, questo è un po', intanto bisogna impegnarsi sul reclutamento e poi soprattutto i club onestamente vivono in un contesto difficile dove molto spesso le istituzioni non sono così disponibili ad aiutare.
Siamo tornati per questo secondo tempo della sfida che vede scendere in campo l'Accademia Trapani e Don Carlo Misilmeri, risultato di 2-1 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili, ma come diciamo in ogni nostra diretta siamo sicuri che ci seguite fin dalle primissime battute e di conseguenza sapete benissimo il risultato, avete seguito fin dall'inizio perché è una gara che merita veramente tanto, tantissimo, anzi forse utilizziamo anche un superlativo assoluto, perché no? Nel frattempo a colloquio Secan e Cernie, due capitani molto esperti in categoria che hanno sempre fatto tanto tanto bene. Nel frattempo arriva anche Mister Napoli, sembrerebbero non esserci cambi al momento, vediamo, ma crediamo di no, non dovrebbero esserci cambi, ma abbiamo visto riscaldarsi con grande intensità due calciatori, Francesco Aiello, classe 2007 per il Misilmeri, ma anche Roy Rudungia, classe 95, quindi potremmo probabilmente vederli in campo tra non molto. Dall'altro lato invece non abbiamo visto un riscaldamento ampio per qualche giocatore in particolare, vedremo se magari il tecnico di casa farà qualche cambio. Al momento sembrerebbe di no, anche perché comunque l'intensità e la qualità oggi in campo è al momento ottima. Inizia anche il secondo tempo dunque di questa sfida con i secondi 45 minuti. La Vardera riceve il pallone, chiama Cosentino, Capozzucchi, di prima Cerniglia, poi Ricciulli, ancora Cerniglia, potrebbe crossare, c'è che invece un passaggio sbagliato, Iannizzo mette una pezza, Barracco, nel frattempo si sono scambiati di posizione i due laterali, nel frattempo palla lunga, Ricciulli salta anche il portiere, ma in realtà se la porta troppo lunga. Dicevamo, si sono scambiati di posizione Barracco e Comacchi. In realtà Buongiorno sta giocando largo sulla destra, Barracco sulla sinistra e Comacchi invece come seconda punta, quindi è un 4-2-3-1, anche se in realtà Campanella al momento lo vediamo praticamente sulla linea dei difensori con il solo Mbie in centrocampo, ma è nella fase preliminare del possesso. Testa Romano, poi Benivegna, palla che arriva su Capozzucchi, la controlla, va al centro, Campanella buca, Benivegna, pressione di Tripoli, si concede anche con un'ottima qualità il dribbling. Iannizzo poi liscia il pallone con Messina che lascia lì verso Capozzucchi. Ricciulli si appoggia, poi con il petto prova ad andare, Mbie la tocca solo per qualche istante, Campanella con l'esterno, sto giù invece Mbie. Tra Iannizzo, poi Comacchi con Cernia, i due si agganciano, tutto ok, si continua. Mistretta, De Castro, palla molto lunga, Capozzucchi con il colpo di testa, poi Cernia mette una pezza, va giù il capitano e si prende questo calcio di punizione, poi spinge un po' anche Iannizzo. Capozzucchi, Ricciulli con il petto anticipato, poi Mbie, scontro tra gambe, Barracco con il mancino, ha provato questo pallone in verticale, non ha funzionato però perfettamente. Adesso Capozzucchi con Di Salvo che dice al compagno forse di velocizzare un po', perché De Castro di testa, Comacchi prova a girarsi, non riesce, Capozzucchi va incontro Ricciulli, ma ancora una volta Campanella giganteggia, lancio verso Secan che è molto rapido contro Cosentino, non se lo salta, Secan si ferma, poi Cosentino la tocca nel momento giusto, Comacchi finta, sceglie il destro, va verso l'interno, Comacchi prova il traversone, Capozzucchi mette una pezza, poi Romano allontana con Iannizzo in anticipo, va anche giù.
se ne fregatene di quello che succede fuori dal campo. Vabbè, non ce lo con te, Albert, non sto nemmeno parlando con te, Albert. Albert, tu, non sto nemmeno parlando. Mistretta. Testa poi di Muzzo. Sto lui a colpire il pallone con la mano nel corso del primo tempo per il rigore di casa, trasformato poi da Secan con una conclusione piuttosto angolata. Anche in quel caso Di Salvo aveva intuito come Mistretta, ma senza prendere il pallone. De Castro, buona finta qui su Ricciolli. Dicevamo un po' in ombra, dicevamo. Seconda palla. Pallone lungo, cercare Secan, poi fa buona guardia Capozzucchi. Cosentino scorta il pallone invece tra le braccia di Salvo, che adesso ribatte immediatamente. Cosentino, centrale, Mendola, buon l'anticipo di Campanella, che adesso poi crea un break positivo. Poi il pallone di Comacchi non è dei migliori, lo stesso Campanella, che si era anche inserito con i tempi giusti, però forse la voleva un po' più larga questa palla, non è così interna invece come gliel'ha concessa il 10. Muzzo, palla lunga verso Mendola, però difficile anche da controllare. Nel frattempo una grande porzione di pubblico quest'oggi presente in quelle di Trapani per questa sfida di eccellenza. Dimostriamo anche il pubblico che ha comunque risposto presente. Cosentino, pallone sporcato da Secan, poi Romano lo alza verso Cerniglia, testa Messina rimane lì col fisico. Iannizzo, ed è anche giallo per Iannizzo. L'ingenuità da parte del 3 che ha allontanato un pallone, in questo caso diciamo non molto pericoloso. Oh, contra movimento! Leo, vieni vai. Ma Capozzucchi con le mani sempre lungo, cerca di Tripoli, testa di Iannizzo appena ammonito. Mendola, poi Messina sguscia benissimo, cerca anche il passaggio verso Ricciolli, non passa, e De Castro allontana, palla e rimbalza Secan alla meglio sullo scontro fisico, poi punta Cosentino ma non lo passa. Contrasto perfetto dell'ex Palermo Primavera, che poi lascia lì verso Romano e adesso Capozzucchi, dove il pallone è toccato anche da Di Salvo. Iannizzo, poi Barraco a terra. E andrà come sempre Campanella, che invita sia Giorgio che De Castro a salire. Lui va a lungo ma spreca un possesso un po' incomprensibile con Campanella, che infatti dice qualcosa ai compagni. Dopo un primo tempo un po' in difficoltà, Messina si è decisamente ripreso questa seconda frazione, anche in realtà nella fase finale del primo tempo. Romano allunga il campo, Ricciolli non la tocca, c'è anche Messina ma Iannizzo va a lungo. Secan la controlla in due tempi, Capozzucchi si mette davanti, Cosentino, Romano, Cerniglia, ancora Romano, palla su Muzzo. Benivegna, Campanella la tocca, Muzzo, adesso Lavardera, taglio tra le linee di Ricciolli, ottimo lavoro di De Castro. Romano, poi fuori gioco di rientro da parte di Tripoli, con il pallone che infatti termina tra i piedi di Mistretta, e dunque niente fuori gioco perché palla è dell'Accademia Trapani. Seconda palla, Gigi! Testa Muzzo, poi Benivegna allontana cercando Secan, ma palla già fuori con Cosentino che poi lascia la battuta al compagno di reparto.
testa di Mendola, poi Campanella, Mbie, Secan, toccano tutti di testa, poi Capozzucchi mette una pezza, Mendola con il pallone in verticale, ottimo verso la velocità di Riccioli, però l'inizio è in netto anticipo. Riccioli infatti poi si ferma, non ne scatta più perché capisce che quel pallone è praticamente impossibile da prendere. Palla lunga, Cosentino, Lavardera riceve da Muzzo, poi taglia verso il centro del campo, vede i compagni e poi cambia gioco da Messina di testa, salta con Iannizzo, poi Invie cerca il tocco verso Barraco, nulla da fare. Romano mezza 2, si complica tanto la vita qui il 4, ma trova comunque una rimessa. Ricciuli la tocca a De Castro, gliela aggiusta però poi calcia verso la porta. Nel modo di calciare prende anche Campanella, non c'è chiaramente fallo, però sicuramente un tocco c'è. Il pallone viene anche messo fuori. Minuto 55 di gioco, sono passati 10 dall'inizio di questo secondo tempo. Sicuramente i ritmi non sono alti come quelli della prima frazione, però è anche corretto perché effettivamente poterli mantenere non è facile. I due tecnici nel frattempo ne approfittano quasi come un break per poter parlare con i propri calciatori. Vediamo infatti Mister Napoli è colloquio con Capozzucchi ma anche con tutti gli altri. Mister Amoroso invece stava parlando in precedenza con Barraco, adesso sta anche bevendo il numero 11. Una grande partita per lui, un rigore procurato, quello ricordiamo sul tocco con la mano di Muzzo. Addosso, non addosso. Ah sì, scusami. Non mi ero ricordato. Nel tempo si è rialzato uno dei migliori in campo al momento, Campanella. Grande partita per lui, sono tanti movimenti in panchina, vediamo se ci sarà qualche cambio. Mistretta va lunghissimo, ci sono due calciatori in maglia rossa, la tocca Capozzucchi, poi la allunga semplicemente dunque dalle parti di Di Salvo. Sta aumentando il riscaldamento nel frattempo Roy Rodungia, che potrebbe essere una soluzione per aumentare il potenziale offensivo, forse passando una difesa a 4 o magari rimanendo sì con un difesa a 3, però piuttosto che un 3-5-2, forse con un 3-4-1-2. Vediamo. Vabbè, Luca sì, più vicino a sé, quando sembra fare l'attivo. Con la metà campo nostro. Benivegna con le mani. Rimessa lunga, testa di Muzzo, poi Lavardera, buono quel taglio per Cerniglia che non si capisce con Riccioli, palla allontanata poi dalla difesa direttamente poi tra le braccia di Di Salvo che non perde neppure un istante, non guarda nemmeno i altri compagni, vede soltanto Capozzucchi e lo serve. Cercare Ricciulli, De Castro puntualissimo e pulitissimo soprattutto. Capozzucchi, cercare Ricciulli, palla corta, De Castro ancora, che partita da parte del numero 6 che adesso sta giganteggiando in difesa. Poi Cosentino nuovamente con la spalla e Romano allontana come può, ma è soltanto un tentativo. Cerniglia mette giù, poi scivola, Romano ancora sguscia con grande qualità, palla lunga, De Castro ancora di testa, poi il controllo di Comacchi, Imbiesi gira benissimo, va giù, non c'è nulla per il direttore di gara, si continua. Mendola, Lavardera di prima verso Tripoli che però oggi non è sicuramente la sua migliore partita. Cerniglia, palla subito in verticale per la velocità di Riccioli che può guardare la porta, la cerca e la trova anche ma respinge Mistretta, forse non benissimo ma riesce comunque
ad allontanare, poi Secan cade piuttosto male. Questo scontro con Romano molto dolorante, infatti subito entra lo staff medico della formazione di casa. Ha provato in elevazione a prendere anche questo pallone, ma non ci è riuscito. Nel tempo continua a riscaldarsi anche Rudongia, poi praticamente tutti per la squadra di casa, in particolare con la maglia numero 9 vediamo Guaiana, che ha anche trovato la rete nell'ultimo match contro il Lascari Cefalù. Potrebbe essere una soluzione, forse anche al posto di Secan, se non dovesse continuare la partita, però sembra tutto ok da qui perché soltanto caduto male, dunque crediamo che possa tornare in campo. Guaiana potrebbe essere dunque, diciamo, una soluzione in gol nell'ultima sfida, quando siamo arrivati adesso all'ultimo quarto di gioco, perché siamo al minuto 60, dunque mancano soltanto 30 minuti, non tantissimo, potrebbe dire qualcuno, tantissimo invece potrebbe dire qualche altro, per questo match che ha ancora tanto da raccontare, tantissimo. Palla restituita dalle parti di Di Salvo. Romano alza la testa, il numero 4 biancorosso, il play di questa formazione, e infatti adesso va a lungo a cercare l'aggancio delizioso di Lavardera, ma chiude ancora Benivegna. Una prestazione ottima da parte del numero 2 Secan, nel frattempo è rientrato anche in campo ed è subito pronto a battagliare con il suo diretto avversario, in questo caso Muzzo, che non gli ha permesso di girarsi. Nel frattempo sta per iniziare la gara di Rodungia. Vediamo al posto di chi, perché noi ci immaginiamo non al posto di un attaccante, pensiamo forse al posto di un centrocampista o di un esterno magari, per aumentare quella che è la potenza offensiva. Vediamo. Tripoli, testa alza questo pallone e poi battaglia ancora Romano. Campanella alza il pallone, vede Secan, scontro duro con Muzzo, ma si continua. Messina e ancora giù Secan, però e il gioco viene anche fermato. Vediamo per chi entrerà Rodungia, per Messina, e infatti era la soluzione che avevamo detto per un esterno, quindi probabilmente si passerà a 4 con Capozzucchi come terzino destro, centrali Cosentino e Muzzo, a sinistra potrebbe arretrare Lavardera, oppure in realtà si potrebbe anche giocare con un 3-5-2 sempre, dunque senza nessun cambio di modulo, con Ricciulli che giocherà come esterno destro. Ed effettivamente Mister Napoli sta proprio parlando col 77, forse per dare questo tipo di soluzione, dunque dovrebbe essere confermato lo stesso modulo ma con interpreti differenti, con Ricciulli in questo caso largo a destra, e adesso bisognerà forse il migliore Iannizzo per poterlo fermare. E dobbiamo anche considerare che il numero 3 è pure ammonito, ed effettivamente Ricciolli gioca largo a destra. Costantino nel frattempo rilancia in avanti per cercare Lavardera. Benivegna ancora in anticipo, grande chiusura del 2. Adesso vedremo sicuramente questo tipo di soluzione. È stata vincente nel match di Castellammare, in cui Misilmeri ha ribaltato la partita con la soluzione Ricciolli sull'out di destra e un attaccante in più. Vediamo oggi come andrà. Testa Campanella, allontana poi anche Buongiorno. Secan prova a mettere giù il pallone, non ne riesce. Lavardera sulla velocità per Rodungia, che è anche fresco, però è un giocatore sicuramente più fisico, con grandi qualità balistiche, ma forse non tanto dal punto di vista atletico sulla velocità. Lavardera va a lungo a cercare le torri, trova però l'opposizione di Benivegna, poi Buongiorno, poi mette il pallone giù, Romano, si scontrano, piuttosto doloranti, si continua, Benivegna allontana questa palla con Costantino che la mette giù con tranquillità. Capozzucchi però ancora una volta gioco fermo. Adesso dicevamo al primo tempo una gara dove si giocava praticamente su tutti i palloni, ritmi alti, poche interruzioni. Non è la stessa cosa invece in questo secondo tempo, che abbiamo già visto più e più volte il gioco fermarsi
per interventi tra le due formazioni. In questo caso a terra dovrebbe essere Benivegna. Ci auguriamo che sia tutto ok per il numero 2. Si è rialzato, sembra andare bene però. Nel tempo continua il riscaldamento, altri calciatori sia da una parte che dall'altra, praticamente tutta la panchina. Capozzucchi allunga il campo per Ruduncia, testa a De Castro, poi Cerniglia vince il duello con il suo diretto avversario. Ricciulli può puntare l'uomo, vediamo, crossa dentro, trova però la posizione di Iannizzo con il fianco a di no. Adesso probabilmente De Castro andrà in marcatura proprio su Ruduncia. Il centrale in maglia numero 6 ha praticamente annullato Ricciulli nella prima frazione, adesso però avrà un avversario dal punto di vista fisico sicuramente più duro. Poi nel frattempo è calcio d'angolo con il Coppaese tentato da Capozzucchi. Sarà corner quindi con Romano pronto a scodellare in mezzo uno dei suoi classici palloni, questa volta non perfetto, trova infatti la testa di Ruduncia, colpisce male. Ed è rimessa dal fondo con Mistretta. Nel frattempo dovrebbe entrare Gambicchia. Anche Oddo è molto vicino al cambio, anzi in particolare Oddo dovrebbe essere praticamente pronto ad entrare. Vediamo al posto di forse per Iannizzo che è già ammonito. Lotta Bongiorno con Mendola, va giù Bongiorno, Secanne prova a vincere il duello, non riesce perché Muzzo in anticipo. Costantino allunga il pallone, testa spizzata di Tripoli verso Ruduncia, non si sono capiti due. Bongiorno verso Secanne, di testa prova ad allungare, poi conclusione da parte del numero 10 Luca Scomachi. Palla fuori, nel frattempo dentro Mauro Oddo. Vediamo chi esce Bongiorno, che però esce forse dall'altra parte, vediamo, no. Corsetta. E dunque fuori Bongiorno, dentro, quindi Oddo con la 14 caricato dallo staff. Quindi un cambio. Nel frattempo vediamo la Vardera giocare sulla destra e Ricciolli sulla sinistra. Si sono scambiati i due esterni. Poi Mendola guadagna anche la rimessa. Qualche dubbio, sembrava forse potesse averla toccata il biancorosso, ma non è per il direttore di gara. Anticipo di Benivegna nel frattempo. Quindi la Vardera adesso passa alla sua posizione naturale, ovvero quella di esterno destro, lui che solitamente ricopre questo tipo di posizionamento all'interno dello scacchiere disegnato da Mister Napoli. Ricciulli, Benivegna, buon lavoro. Comacchi cerca col tacco di girarsi, fermato da Mendola, poi esce bene Benivegna, Secanne, buono qui il controllo, poi con l'esterno trova Barraco che può puntare e forse deve puntare l'avversario. Vediamo Barraco cerca invece le traversone dentro, Costantino testa anticipa tutti. Pallone lungo verso Tripoli, Giorgiou cerca di controllarlo, poi in via aiuta, buon il lavoro, De Castro, Secanne, aggancio non perfetto, Cerniglia, buon lavoro da parte del capitano, poi Secanne la tocca, ma soprattutto tocca anche Campanella. Poi rimessa con le mani ancora per il Don Carlo Misilmeri, minuto 69 di gioco. C'è ancora tutta la partita per
recuperare in caso del Don Carlo Misilmeri, invece per portarla a casa per l'Accademia Trapani, che oggi sta facendo una partita comunque molto molto attenta, andando in vantaggio in quelle 2 occasioni capitate nel primo tempo, con una gran gol, un grande conclusione da fuori di Imbie e poi il rigore di Secan. La Vardera prende il pallone, poi Campanella ancora, che partita, sta giganteggiando a centrocampo il numero 4, sicuramente tra i migliori in campo. Comacchi la controlla dopo la sponda di Secan, poi rallenta un po' il gioco, vede il taglio dei compagni, vediamo se allarga adesso e lo fa verso Barracco, la controlla l'11, può puntare Capozzucchi, c'è invece la soluzione verso Lucas Comacchi, poi il tunnel sul Romano, 1-2 con Secan, può arrivare alla conclusione ma non ci arriva, poi Imbie cambia tutto verso Barracco, palla ottima però troppo profonda. Poi piuttosto arrabbiato anche Mister Napoli con i propri ragazzi. Capozzucchi, Simuzzo, Cosentino e adesso Cerniglia. Muzzo avanza con il sinistro, poi col destro si appoggia da Mendola. Mbie, poi il taglio verso Rodungia, che applaude comunque il compagno per l'idea. Palla su Ricciulli, la controlla il 77, prova a passare ma non riesce con Benivegna. Una grande partita del numero 2, lascia lì la rimessa, andrà probabilmente lungo. Mendola che guarda i compagni, Ciargiù di testa, sale in cielo, poi forse c'è fallo, si continua, Secan in rovesciata praticamente quasi come se fosse sotto porta. Cosentino di salvo, rischio qui, abbatte Campanella ed è fallo da parte infatti delle 4. Fallo su di salvo, però è un rischio incredibile questo. Ricciulli, testa Ciargiù, poi Romano con il mancino, scodellata geniale per la Vardera, che palla, può puntare l'uomo, finta e controfinta, lascia lì a Cerniglia che gli ruba il pallone, poi crossa dentro, ma il gioco è fermo perché la palla era già finita in posizione fuori campo e i ritmi adesso si stanno un po' alzando come prima. Poi Mister Napoli la rimette subito lì. Non è nemmeno uscito fuori la palla, Gioco momentaneamente fermo perché c'è un calciatore a terra. Dovrebbe trattarsi di Campanella. Al momento ancora giù il numero 4, c'è tutto ok però. Questa ovviamente sarà una delle domande che faremo al tecnico post partita, perché la sua prestazione è stata praticamente sontuosa. Giannizio con le mani, va lungo verso Secan, testa parte del capitano, poi mette una pezza a Muzzo, Campanella ancora, quasi un passaggio con i piedi per la potenza che ha messo. Sarà quindi rimessa con le mani, non ha fretta di battere il 2. Poi qualche screzio tra Ambie e Tripoli con il 22 che invece ha spinto l'8 nero-verde. Ciargiù in anticipo, poi Rodongia fa un buon lavoro inizialmente, poi si dimentica il pallone, prova anche a calciare, prende il piede del suo avversario ed è anche calcio di punizione. Fallo su Rodongia, Roy Rodongia. Poi De Castro abbastanza eloquente con la sua prossemica, anche c'è un cartellino giallo nel frattempo per Campanella, se non abbiamo visto male, perché è quello che sta un po' protestando di più.
C'è il pallone quando ti mette dentro il pallone. Vediamo chi batte, Pure in queste categorie, che perché l'eccellenza è già una categoria importante. Cerniglia potrebbe battere. Ragazzi, calma. C'è anche Costantino, soprattutto Lavardera. Calma, ragazzi, dai. E qui rimane soltanto Lavardera a battere, dunque rimane soltanto la sua soluzione, dunque non possiamo neppure creare un ballottaggio per questo calcio piazzato, perché l'unico pronto a battere, sta contando i passi, ha sistemato il pallone con cura Ivan Lavardera. Per adesso c'è anche Cerniglia vicino, ma credo che Lavardera voglia la porta da lì. Minuto 74 di gioco per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili. 2-1 il risultato che permane ormai dal primo tempo con le reti realizzate da Secan e NBA per i padroni di casa. Dall'altra parte invece il calcio di rigore di Cerniglia. Arriva il fischio adesso con Lavardera che conta i passi, si allontana dalla sfera, ma adesso calcerà in porta. Va Lavardera, la prende piuttosto male e Mistretta blocca senza alcun problema. C'è stata anche una deviazione con i piedi probabilmente di uno dei giocatori in barriera, non abbiamo notato di chi fossero, però c'è sicuramente stata una deviazione e poi palla bloccata da Mistretta. Nel frattempo Guaiana sta per entrare ed è uno dei giocatori più attesi in gol nell'ultima sfida. Lungo Mistretta a cercare Secan, palla che rimbalza, poi di salvo non perfetto qui forse Costantino, perché Di Salvo è arrivato sul pallone, però Secan è molto rapido. Poi scontro, forse c'è anche giallo, infatti, corretto da parte del direttore di gara. Dovrebbe essere Oddo, se non abbiamo visto male. Questo intervento falloso su Mendola, vediamo se effettivamente Oddo, sembra di sì perché non lo vediamo in campo, quindi anzi no, perché Benivegna dovrebbe essere. E sì, è Benivegna di fatti, non Oddo, dunque ci correggiamo. Oddo un attimino perso, no, Oddo è andato a ricoprire la posizione di Benivegna di fatti, ma è il 2 a beccarsi questo cartellino giallo. Nel frattempo è pronto un cambio con l'ingresso da parte di Salvatore Gambino, dato in gol anche lui, così come Guaiana nell'ultimo match. Vediamo se confermerà il suo trend positivo il numero 11, così come il 9 dei padroni di casa, che sta continuando il suo riscaldamento, ma credo che arriverà quanto prima possibile. Pallone lunga, testa di Iannizzo, poi Barraco, buon lavoro, Campanella ancora lunga, Romano, Rudungia, la sponda De Castro, qui buca l'intervento, Tripoli gliela ruba, poi Lavardera si finta, ma arriva anche giù, tutto ok, De Castro poi allontana con Mendola che la tocca. Qua ha rischiato veramente tantissimo De Castro perché aveva ciccato questo pallone, poi con il fisico si è aiutato recuperando sulla Lavardera, però il rischio è tanto lì. Nel frattempo fuori Tripoli, partita da dimenticare per il 22, dentro Gambino con la 11, viene subito incitato dai compagni, sarà rimessa con le mani, Benivegna andrà 3 casse 2000. Vie di testa, poi Oddo cerca di controllarla ma decide di allungare il campo con Barraco, l'anticipo Capozzucchi di salvo qui, un po' rischiando in realtà. Cerniglia allarga il gioco dalle parti di Muzzo, poi Mendola col sinistro, Ricciulli, dialogano bene i due, poi cerca di incunearsi all'interno del centrocampo avversario ma viene fermato Giargiù, poi senza badare allo stile
va direttamente in tribuna Forza via. con il pallone direttamente in campo, insomma. Ricciulli col fisico, vi è ancora in anticipo. Nel frattempo è pronto anche un altro cambio con Gambicchia, che infatti dicevamo potesse essere una soluzione nel secondo tempo. Muzzo prova la conclusione, Murato, Cerniglia va dietro, Costantino, lui l'ultimo baluardo, si concentra anche un dribbling su Campanella, il secondo non va bene con Secanne, poi Costantino lo manda giù ed è giallo. Ed è giallo anche per Secanne, che era molto arrabbiato, voleva il rosso per l'esperto attaccante. Poi Giorgio a placare un po' l'ira del capitano Secanne. Qui da capitano Secanne deve essere anche un po' più calmo, deve dare l'esempio ai suoi compagni. E anche Costantino a parlare con Secanne, così come Capozzucchi. Costantino ha fatto un po' l'ingenuità, perché il primo dribbling è andato bene su Campanella, il secondo un po' rischioso. Secanne con il petto, non trova nessuno. Cerniglia allunga verso Benivegna, che ancora una volta fa una buonissima giocata. Poi palla che passa, Oddo si autolancia con Mendrola, lo salta in velocità, Oddo può crossare, ma si trova la porta! Mauro Oddo cosa ha fatto? 3-1 Accademia Trapani. Poteva forse crossare, ma ha deciso di fare quella cosa che probabilmente era più complicata, ma anche forse più giusta. 3-1. E adesso si mette veramente in salita per Don Carlo Misilmeri. 3-1, arriva dalla panchina con Mauro Oddo. Una conclusione imprendibile per Di Salvo, che trova il modo di fare il tris. Nel frattempo c'è anche un altro cambio con Aiello. Poi Romano fuori per Aiello. E Guaiana forse per Comacchi, perché è stato chiamato dal team manager. Eh sì, esce il 10, esce Comacchi. Claudicante. E Adelfio si è messo largo a sinistra con Ricciolli praticamente in attacco insieme a Rudongia, chiedo scusa, e Gambino. Dai. Fuori Comacchi, dentro Guaiana. Inizia la gara del 9. Ma sta mettendo anche Gambicchia. Vediamo al posto di chi. Mendola, Muzzo, Capozzucchi. Pressione alta, poi Cerniglia. Adesso è Secanne a giocare come trequartista. Ricciulli. Mendola con il destro, allarga molto bene nonostante non sia il suo piede preferito. La Vardera, traversone dentro sul secondo palo. C'è Adelfio, la controlla, è tutto regolare. Ricciolli finta, va sul mancino, poi si ferma. Adelfio prova ad inventare, poi traversone dentro. La Vardera si aggancia con Iannizzo, fallo in attacco, calcio di punizione, momento anche di break. Risultato di 1-3, di 3-1, chiedo scusa per chi si fosse sintonizzato in questo istante su canali di Sportissimo. Una gara molto molto divertente, con occasioni sia da una parte che dall'altra. Sicuramente da questo punto di vista non ci stiamo annoiando, né noi né probabilmente tutti coloro che ci state seguendo da casa comodamente sui propri smartphone, ma anche al computer. Insomma, potete scegliere un po' le soluzioni più comode anche in televisione, in realtà, per chi chiaramente può effettuare collegamento Chromecast o magari a una smart TV. Insomma, tante le possibilità, o forse quella un po' più smart, il telefono, anche più rapida. Nel frattempo rimessa, anzi no, calcio di punizione con Mistretta, che andrà forse lungo, vediamo. E infatti questa è la soluzione del portiere.
Barraco la tiene anche in campo, Cosentino mette una pezza, Cerniglia con l'esterno verso Delfio, poi palla lunga, Guaiana alla sponda verso Secan e poi la tiene lì di salvo con le mani Mendola. Minuto 84. Adelfio entrato bene in gara il 18. Capozzucchi si è fermato sulla pressione di Campanella, una bocca alle finte, va al centro, Mendola imbucata verso Rudongia, la controlla Rudongia e poi si è divorato questo gol ed era anche tutto regolare perché la bandierina di gara era abbassata. È il portiere avversario lui, quello è il portiere nostro. Devi tirare un passo. Ma lungo, Mistretta, Capozzucchi, testa poi di Cerniglia che prova ad allungare in vie Ricciulli, in tutte le posizioni, poi il taglio di Lavardera, buona l'idea, vuole il sombrero su De Castro, poi con l'esterno si appoggia da Gambino che vuole calciare verso la porta, tanta potenza, poca precisione, cerca di farsi vedere Misilmer. Adesso ci sono due giocatori sulla sinistra, Barraco e Guaiana, però c'è anche un cambio con Gambicchia al 85esimo, il 15 Farazzo ingresso in campo per De Castro. Si prende anche tanti applausi il centrale classe 2000, una prestazione ottima. Grande prestazione di De Castro, una sbavatura soltanto, però credo che in 90 minuti possa anche starci. Misetta va a lungo, nel frattempo Gambicchia va come terzino destro, mentre invece Benivegna giocherà come centrale, però è anche già ammonito Benivegna. Gambicchia, ecco il primo pallone toccato. Ottimo il pallone di ritorno di Oddo, sempre Gambicchia, crossa dentro Cosentino, la tocca, poi Secan è scivolata e Cosentino allontana, vicino al poker, qui l'Accademia Trapani. Mendola, Adelfio, Rudongia, Mendola, minuto 86, alza la testa, alza anche questo pallone verso Lavardera che la controlla magnificamente, sceglie di andare verso l'interno e poi fallo da parte di Campanella che anche è già ammonito, ricordiamo. Lavardera, Cerniglia, crossa dentro, la tocca poi Benivegna e Campanella senza pensarci un attimo spazza più lontano che può. Lavardera la mette giù dopo il tocco di Cosentino, Barraco, molto bene. Capozzucchi, Mendola, Rudongia, Cerniglia lascia lì il pallone verso Lavardera, va al centro, 1-2 con Gambino, ancora Lavardera, c'è il taglio di Ricciolli, lo serve adesso, a Benivegna chiude magnificamente, poi si concede anche un buon dribbling, rilancio su Secan, anticipo di Muzzo, poi va giù Secan e c'è calcio di punizione. Un altro cambio. Lì. Potrebbe entrare Danilo Daguanno adesso. Siamo al posto di chi? Per Campanella. Cambio forse per stanchezza, ma anche per il cartellino giallo, perché sicuramente la prestazione è più che positiva da parte del 4, che probabilmente lascerà il campo dopo questo calcio di punizione. Vediamo se cercherà la porta o forse un assist. Cerca invece la porta, non la trova, non benissimo. Poi cambio dunque.
Avete fatto anche voi quando avete questa cosa. Se era al contrario, anche voi avete fatto così. Non fa parte, ti giuro che non fa parte. Fuori Campanella, prestazione super. Minuto 89 di gioco, manca sempre meno alla fine di questo match. Di Salvo va lungo con il sinistro, cercare Ricciulli, c'è Jargiù però molto bene, Guaiana la tiene anche in campo, Oddo va al centro, Secan fa salire i suoi, poi lotta ancora Ambie, sempre in tutti i palloni, anche lui come Campanella la grande gara, Benivegna col mancino apre, chiude Capozzucchi, poi da Guanno Cerniglia la meglio, adesso si autolancia il capitano Cerniglia con il mancino a Benivegna, chiude ancora l'esima partita, l'esima pallone e poi si concede anche un dribbling. Oddo avanza, Oddo vuole fare forse il replay del gol precedente ma questa volta sbaglia. Muzzo, Gambino molto largo, prova a rientrare, ne salta due, poi si appoggia a Delfio, vuole il centro, poi commette anche fallo. Minuto 90 di gioco, vediamo quanto ci sarà da recuperare, perché crediamo che 7 minuti di recupero, 7 minuti, insomma quasi un altro tempo potremmo dire. Si giocherà dunque fino al 97esimo di questa gara, già 30 sono andati via. Pallone lungo, Capozzucchi di testa la tocca, c'è ancora tutto il tempo per cercare una rimonta, anche se comunque è difficile per Don Carlo Misilmeri. Barraco guadagna qualche secondo con esperienza, perché lascia lì la battuta agli Iannizzo. Poi mister Amoruso qui a dire ha dovuto di rimanere più indietro, e già un minuto è passato. Secan, Iannizzo, Rudungia fa un buon lavoro qui, poi anche trattenuto vistosamente, e forse ci sarebbe anche un giallo per Daguanno, ma non per il direttore di gara. Adelfio, palla fuori, un po' sconsolato mister Napoli. Poi a fine match chiederemo anche al tecnico ospite cosa non ha funzionato quest'oggi. Dai Cicciuzzo, suggerendo compagno, portala la banderina sta palla. Mancano 5 minuti, poco più di 5 minuti in realtà alla fine di questo match, e l'Accademia Trapani potrebbe volare a quota 13 punti in zona salvezza, fare sicuramente un grande balzo in avanti, in attesa chiaramente dei fischi, di tutti i fischi di oggi, queste sfide, il tacco di mister Napoli. Capozzucchi, Rudongia la controlla, però c'è giù Iannizzo. È rimasto giù Iannizzo, non ci siamo accorti in realtà cosa è successo. La palla dovrà essere messa in campo. Cerniglia, Costantino, Muzzo va al centro, Cerniglia la controlla e forse salva anche questo pallone perché era facile preda di Daguanno. Mendola, minuto 93 di gioco, Ricciulli la controlla, allarga su Adelfio che può puntare veloce, prova una finta per andare sull'interno, non abbocca però Oddo. Con le mani, Gambino, sponda non perfetta, poi Imbie la controlla anche con il petto, poi rovesciata a cercare Secan che la vuole controllare e ci riesce. Secan è un po' spinto da due avversari ma riesce comunque a tenere botta, poi non sul terzo. Mendola, ancora Jargiù, ottimo in fase difensiva. Capozzucchi, Cerniglia,
Lavardera, palla su Gambino, buono l'aggancio con il tacco, la tiene pure in campo, Capozzucchi, sponda, Lavardera, forse uno degli ultimi a mollare, va giù Capozzucchi, fallo di Berivegna che è anche già ammonito. Poi va anche giù. Viene invitato a rialzarsi da Costantino e da Cerniglia. Ed è calcio di punizione, minuto 94, mancano 3 minuti di gioco, però vediamo perché ci sono state qualche interruzione di troppo, quindi ipotizziamo che forse anche un altro minuto potrebbe essere dato da parte del signor Zavaglia, della sezione, ricordiamo, di Saronno. Va Lavardera quindi alla battuta, ben 4 uomini messi da Mistretta in barriera, Barracumbie, Guaiana e anche Daguanno. Queste le scelte. Viva la battuta, Lavardera cerca un compagno in mezzo, Costantino con la spalla, fa 3-2, la riaperta in questi ultimi istanti di gara. Aveva già colpito più volte con la spalla il pallone e adesso fa anche gol Alberto Costantino, una certezza sui calci piazzati. Siamo al minuto 95, mancano 2 minuti, ma vediamo se ci sarà qualcosina da recuperare. Arriva anche il fischio con Guaiana che cerca anche la porta direttamente tra le braccia di Di Salvo. Non una soluzione, potremmo dire, corretta. Parte l'attaccante, testa di Iannizzo ad allungare, Guaiana, Capozzucchi fa un grande intervento, poi Cerniglia si lotta, Guaiana, Secan, palla di ritorno molto intelligente, Guaiana fa attaccare la porta, è veloce, anche fresco, esterno, Secan la controlla, l'anticipo, poi Guaiana può calciare, però posizione irregolare, fuori gioco. Un minuto, manca soltanto un minuto, un giro d'orologio e poi conosceremo il risultato di questa sfida. Allunga tantissimo anche Barraco. Andrà con le mani Capozzucchi. Ma con le mani il 5 a cercare Rudongia, molto fisico, vediamo se si gira, ne ha 3 addirittura, però riesce pure a passare. Poi Lavardera, adesso una pressione, praticamente una caccia all'uomo, quella dell'Accademia Trapani, con le mani Mistretta, blocca Soreciolle che non ha potuto fare nulla. Mancano 15 secondi, anzi 10 secondi, ma qualcosina forse si recupererà, vediamo. Mistretta guadagna tutto il tempo possibile, la mette lì, allontana e va bene così perché finisce il match. Vince l'Accademia Trapani con il risultato di 3-2 contro il Don Carlo Misilmeri, che forse si è svegliato anche un po' troppo tardi. Una grandissima partita che sicuramente ci ha tenuto compagnia questo pomeriggio, questa domenica pomeridiana, con la vittoria dell'Accademia Trapani che vola al 13° con 13 punti in classifica, invece rimane a quota 21 il Don Carlo Misilmeri alla vigilia della sfida importante contro l'Athletic Club Palermo. Noi come sempre vi salutiamo e vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisi è tutto e alla prossima.